Le 8 del mattino, giovedì 2 aprile. Buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E una buona mattinata anche da Marco Carli. Allora, siamo a Marco Carli. Oggi leggeremo i giornali, prima quelli regionali, poi quelli nazionali, ma intanto ci sono le notizie. Sono tante anche oggi perché nel primissimo pomeriggio di ieri era la notizia del fermo del Santone della comunità del Bosco di Gibilmanna. Siamo nel Palermitano, vicino Cefalù. L'accusa di maltrattamenti su minori. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Termini Imerese. Risultano indagate anche le mamme dei bambini, ma sentiamo il particolare. È finito in carcere per maltrattamenti a minori Shanti Mark Koppicar, 59 anni, il maestro spirituale di origini tedesco-indiane a capo della comunità di discepoli scoperta a Gibilmanna, a pochi chilometri da Cefalù, dove un gruppo di una quindicina di persone con 2 bambini di 7 e 11 anni viveva in condizioni precarie in un casolare abbandonato fra i boschi. L'uomo era finito sotto i riflettori dopo che la procura dei minorenni di Palermo aveva deciso di allontanare dalla famiglia e trasferire dal nonno 2 ragazzini che vivevano con i genitori in comunità, costretti a dormire in un casolare fatiscente su 2 materassini senza acqua e né luce. I minori non erano stati vaccinati. Secondo la procura di Termini Imerese, che ne ha disposto il fermo, l'attività investigativa ha consentito di delineare un contesto caratterizzato da forme di isolamento e di condizionamento psicologico, all'interno del quale i minorenni avrebbero subito condotte ritenute altamente pregiudizievoli. Il Santone della comunità del Bosco di Gibilmanna costringeva i bambini ospiti della comunità a fare le ronde notturne attorno al casolare, senza acqua e luce, in cui vivevano. I piccoli indossavano delle torce sulla testa ed erano costretti a girare nottetempo per avvertire gli adulti dell'eventuale presenza di estranei. Marco, cominciamo proprio la lettura dei quotidiani stamattina da questo fatto che in qualche modo ci aveva riportato indietro alla famiglia nel bosco, ma qui siamo completamente su un altro... Diciamo che l'attinenza è solo legata al nome, esattamente. Al nome e all'idea appunto magari di luoghi, questa, no? Al luogo, esatto, questa cosa del bosco. Però andiamo sulle prime pagine, soprattutto quella di Repubblica Palermo, perché qui troviamo il titolo legato a questa notizia, ed è un titolo che troviamo sotto la testata con questo titolo appunto: bimbi nel bosco a Cefalù, arrestato il guru, fermato Shanti, maltrattamenti in comunità, indagate le 2 madri dei minori allontanati. Stava per lasciare la Sicilia in tutta fretta, per questo la procura di Termini Imerese sabato ha sottoposto Shanti, il Santone del Bosco di Gibilmanna vicino a Cefalù, a fermo per maltrattamenti su minori. Se andiamo nella pagina interna c'è un po' la cronaca anche di quella che è stata non solo gli ultimi momenti prima delle disposizioni che ci sono state, ma soprattutto la vita di questo Santone, che ha un po' girato l'Europa, e andiamo a vedere quello che troviamo proprio all'interno di questo articolo. Innanzitutto quello che è successo ieri: voleva scappare dall'Italia e trovare rifugio in un paese europeo, probabilmente la Croazia, dove ha molti contatti e altri gruppi di discepoli. Gli investigatori della procura l'hanno bloccato mentre stava organizzando la sua fuga dalla villa con tutti i comfort, affittata da qualche mese nelle vicinanze di Cefalù. Vi porto su questa ultima parte invece dell'articolo per leggervi questa parte. Una vita agiata che è durata per anni grazie al denaro dei suoi discepoli, giovani di famiglie ricche di tutta Europa, lusso solo in parte condiviso con i suoi adepti, che però non hanno mai smesso di seguirlo. Così dal 2024 Shanti è stato cacciato da un castello in Scozia, acquistato senza averlo mai pagato, e per la Comune del Bosco, dopo mesi in cui hanno girovagato per Europa, è arrivato appunto il trasferimento in Sicilia. Adesso l'ennesimo dramma dell'immigrazione. C'è stata un'altra tragedia al largo di Lampedusa con 19 morti, 7 gli extracomunitari sono stati salvati tra le onde.
Ancora una tragedia del mare al largo di Lampedusa. Sono 19 i migranti morti, 7 quelli recuperati ancora in vita e fra loro ci sono anche 2 bambini. I piccoli, uno dei quali ha appena 1 anno, sono in buone condizioni anche se infreddoliti. I 5 adulti, tutti età compresa fra 25 e 30 anni, invece sono in ipotermia e intossicati da fumi da idrocarburi. Il salvataggio è avvenuto in acque Sahara libiche da parte di una motovedetta della Guardia Costiera italiana. In base alla prima ricostruzione, il barcone sarebbe partito dalla Libia 2 giorni fa con un tempo buono, ma durante la traversata è arrivato il ciclone. Attualmente a Lampedusa piove ininterrottamente, ci sono 10 gradi, ma in mare aperto la temperatura è molto più bassa e il mare grosso impedisce persino al traghetto di navigare. Al momento del soccorso le vittime erano 17, altri 2 migranti sono deceduti durante il difficile rientro della motovedetta verso Lampedusa, partendo da 85 miglia di distanza. Il mare grosso ha reso complicata la navigazione anche del mezzo militare. Sbarcati al Molo Favaloro, gli adulti sono stati trasferiti al poliambulatorio e si valuta un ulteriore trasferimento a Palermo in elisoccorso non appena le condizioni meteo e quelle sanitarie lo consentiranno. Non corrono pericolo di vita invece i bambini, anche se il più piccolo è rimasto orfano. Sembra infatti viaggiasse solo con la madre e la donna sarebbe una delle 19 vittime. Marco, purtroppo si continua a morire in mare, è una sorta di tragedia, di strage senza fine. Non è purtroppo la prima volta, lo sappiamo, e per questo anche dei quotidiani nazionali aprono con questa notizia, che poi diventa, lo vedremo poi su altri quotidiani, quasi un accumularsi di numeri, e così ovviamente non deve essere. Sull'Avvenire, questo è il titolo che troviamo, è il titolo non dico di apertura, ma comunque sotto la testata: abbandonate in mare, morte di freddo, 19 vittime a Lampedusa. La Guardia Costiera ha soccorso un barcone partito dalla Libia, a bordo cadaveri e persone stremate, un bambino tra i ricoverati, come abbiamo sentito dal servizio di Mallio Viola. Anche il Manifesto dà notizia di questa ennesima tragedia del mare. Eccola qua: decine le vittime, nuove stragi di migranti alle frontiere europee. A Lampedusa arrivano i corpi appunto di 19 migranti morti per assideramento, 3 i dispersi, tra i superstiti 5 sono gravi. L'altra pagina vi facciamo vedere invece quella della Sicilia, in cui troviamo la notizia nella parte centrale della prima pagina, e qui torniamo a quello che vi dicevo in precedenza: la strage, l'indifferenza. Tragedia al largo, 19 migranti morti di freddo, e appunto come tante volte è successo diventa più un conteggio di numeri che una reale occasione per capire e per indagare su quello che succede praticamente da anni, se non da decenni. Adesso siamo nel Messinese, a Forza d'Agro, arresti domiciliari per il sindaco Miriadò, 2 consiglieri comunali e anche altre 2 persone. L'inchiesta riguarda i trasferimenti fittizi di residenza nel piccolo comune a ridosso proprio delle elezioni del 2024. Complessivamente sono 67 le persone coinvolte in questa inchiesta. Quei 96 trasferimenti di residenza proprio in prossimità delle elezioni amministrative del 2024, in un piccolo paese come Forza d'Agro, che conta appena 835 abitanti, non erano passate inosservate. Trasferimenti in alcuni casi avvenuti appena in tempo rispetto ai 45 giorni necessari prima delle elezioni. L'inchiesta, avviata dalla Procura di Messina dopo una segnalazione di anomalie, ha portato questa mattina a 5 ordinanze cautelari per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla falsità del pubblico ufficiale in atti pubblici. Ai domiciliari sono finiti il sindaco di Forza d'Agro, Bruno Miliadò, un consigliere comunale, un agente e una ausiliare del traffico della polizia municipale, ed è stato disposto il divieto di dimora a carico di un altro consigliere comunale. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le indagini avrebbero fatto emergere l'esistenza di un presunto sodalizio criminale dedito alla produzione di falsi atti pubblici, in particolare attestazioni di residenza fittizie, un sistema che sempre, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stato finalizzato a influenzare le consultazioni amministrative dell'8 e 9 giugno del 2024 per il rinnovo del Consiglio Comunale alla carica di sindaco di Forza d'Agro.
Sono coinvolte anche altre 67 persone per avere concorso a formare falsi verbali di accertamento di iscrizione anagrafica con false dichiarazioni di dimora abituale, così da poter votare in quel comune. Dalle indagini è emerso come la residenza era attestata in immobili inesistenti, disabitati e in disuso, in alcuni casi nelle camere di 2 alberghi riconducibili al sindaco ed ad uno dei consiglieri comunali indagati, e in un caso anche in uno stabilimento balneare della frazione Fondacoparrino. False sono risultate 59 richieste su 96. In quelle elezioni, dove votarono 673 aventi diritto, Miliado vinse con uno scarto di 30 voti, mentre la lista che lo sosteneva si è affermata con 40 preferenze di scarto. Un'altra bruttissima vicenda questa che riguarda il messinese, certamente da accertare, scusate questo gioco di parole, però è strano che ci sono stati tutti questi cambi di residenza vicino alle elezioni. Ed è strano, Angelo, vedere anche per quali zone appunto poi ci sono stati questi residenze fantasma, perché se andiamo a vedere sulla Sicilia abbiamo sentito anche il servizio di Francesco Triolo, no? Che parlava di alberghi e di stabilimenti balneari, addirittura Pollai, leggiamo anche sul quotidiano catanese, residenze fantasmi in hotel e Pollai per truccare il voto, arrestato il sindaco, un blitz appunto in campagna elettorale con 5 misure cautelari, sospesi pure 2 consiglieri. Case senza elettricità, ecco qui si fa un po' la lista, no? Di queste zone, di questi posti in cui ci sono state queste residenze fantasma. Lidi, stanza d'albergo e persino Pollai. Nel 2024 si è abbattuta su Forza d'Agro una pioggia di richieste di trasferimento di residenza in queste strutture. Tutti lì dove a breve, appunto, l'8 e il 9 di giugno ci sarebbero state le elezioni. Elezioni, come ricordava il collega, vinte per una manciata di voti da Bruno Miliado. A far scattare le indagini sono stati anche numerosi esposti, e così viene fuori come in questo piccolo paesino della costa messinese abbarbicato sul famoso promontorio la guerritissima sfida politica si svolge a colpi di cambi di residenza ed esposti che hanno coinvolto appunto, come abbiamo sentito anche nei numeri, alcuni di quei 600 e rotti abitanti che poi sono andati al voto. Adesso ci trasferiamo a Catania, dove c'è un fenomeno ormai ricorrente da qualche giorno, anzi da qualche settimana, perché si registrano diversi allarme bomba. Si rivelatesi falsi fino a questo momento il centro smistamento delle poste alla zona industriale. Anche ieri c'è stato un allarme, per motivi di sicurezza la struttura è stata evacuata, ma si tratta del questo per la quinta volta consecutiva in poche settimane. Vediamo i particolari. Il quinto allarme in poche settimane, sempre al centro di smistamento di poste nella zona industriale a Catania. Un'escalation che preoccupa lavoratori e istituzioni, stesso copione dell'ultimo episodio registrato nella notte tra domenica e lunedì, quando uno dei dipendenti si era trovato davanti a un pacco alimentato a una batteria e da cui fuoriuscivano alcuni fili. L'ordigno, risultato poi inoffensivo, era stato creato appositamente per seminare terrore. Ma chi e perché trama per generare terrore? Potrebbe essere un avvertimento nei confronti di qualcuno, e per quale ragione? Intanto monta la preoccupazione anche tra i sindacati. Il segretario dell'UGL Comunicazioni parla di minaccia inaccettabile alla sicurezza pubblica, sottolineando il clima di tensione crescente e ribadendo la piena fiducia nel lavoro delle forze dell'ordine. Anche questa volta è stato un dipendente a notare il plico sospetto, attivando immediatamente le procedure di sicurezza. Sul posto sono intervenuti gli artificieri della questura, l'area è stata messa in sicurezza e tutti i dipendenti sono stati fatti uscire dalla struttura in attesa nel piazzale del centro. Quel che è sicuro è che 5 allarmi in pochi giorni è un segnale troppo forte che non può più essere ignorato. Allora, dicevamo il quinto allarme in poche settimane e vediamo un attimo dalle pagine dei giornali stamattina. Allora, vi faccio vedere, Angelo, la pagina della Sicilia, perché qui abbiamo il titolo in questo articolo di spalla, se così possiamo dire, con la zona industriale, il nuovo plico sospetto e i lavoratori a rischio, chiaramente visto che abbiamo detto non è
l'ultimo caso che si è registrato. Purtroppo è così. Prima di tornare alle pagine dei quotidiani, vi porto invece sulla prima pagina di Sicilia Web, il nostro sito, per farvi vedere quelli che sono i titoli principali, dove ritroviamo anche questa notizia, quella che abbiamo letto poco fa sulle poste di Catania, il quinto allarme bomba in poche settimane. Torniamo proprio e apriamo l'articolo con 2 giorni di distanza rispetto all'ultimo caso, e nuovamente allarme bomba al centro smistamento delle poste, la zona industriale di Catania, il quinto, come si diceva nel servizio di Desiree Ferlito, in poche settimane. Lunedì scorso erano intervenuti gli artificieri della polizia chiamati a causa di un ordigno ritrovato all'ingresso, che poi si è verificato essere una batteria con 2 inneschi, ma chiaramente la sensazione di mancanza di sicurezza e di rischio per i lavoratori resta nonostante tutto, e appunto perché anche stiamo parlando, come detto, del quinto allarme in pochissimi giorni. Ritorno ancora alla home page del nostro sito per farvi vedere l'apertura che è dedicata a ciò che è successo appunto a Gibilmanna, a Cefalù, comunità nel bosco, fermata il Santone amante del lusso, oltre alle notizie legate alle poste di Catania, all'allarme bomba, riparato il guasto alla rete idrica con l'acqua che ritorna in alcune zone di Catania. Un'altra notizia che vedremo anche dai quotidiani è successo nel Palermitano, trovata morta in casa e forse è stata avvelenata, anche se è un mistero questa storia della donna trovata morta appunto nel Palermitano. Altre notizie, comprese le false residenze per ottenere voti, l'arresto del sindaco di Forza d'Agro e tutte le varie notizie anche legate ai servizi che trovate all'interno del nostro telegiornale. Ritorniamo adesso alle prime pagine invece dei quotidiani, perché ve le faccio vedere un po' meglio. Prima ne abbiamo viste alcune, ma legate appunto alle singole notizie. Andiamo subito sul Giornale di Sicilia per vedere l'apertura, anche questo tema di nostro servizio nella giornata di ieri, truffe sui fondi europei, università nella bufera, anche l'Ateneo Palermitano finisce nel mirino dei magistrati, a 23 fra docenti, ricercatori e imprenditori contestati, costi gonfiati, attività mai svolte e forniture solo sulla carta. La notizia anche sul Giornale di Sicilia di spalla della morte dei 19 migranti per il freddo, ne abbiamo parlato con un servizio e con le cronache anche nazionali. A proposito di nazionale, lo vedremo anche appunto nella rassegna stampa legata alle pagine nazionali e internazionali, l'Italia con il governo contro Gravina, il ministro per lo sport Abodi che chiede al CONI di commissariare la FIGC. Non è possibile in queste condizioni, però certamente oggi c'è un incontro importante in Federcalcio ed è probabile, è possibile, è uno scenario ipotizzabile che Gravina possa dimettersi. A Gibilmanna infine l'inchiesta sulla comunità, i minori maltrattati, ha arrestato il Santone. Andiamo adesso invece alla prima di Repubblica Palermo. Anche in questo caso avevamo visto il titolo sotto la testata, che è legato appunto a ciò che è successo nel Palermitano, a Cefalù, con i bimbi nel bosco e l'arresto del guru, fermato Scianti, maltrattamenti in comunità, e poi anche in questo caso l'apertura è legata ai progetti fantasma, la truffa all'Unione Europea, sotto accusa 12 professori universitari. Nel mirino della Procura Europea 4 milioni destinati al Dipartimento di Scienze Biologiche. Poi l'affondo di Conte contro Schifani, duello fra Conte e Schifani, e Galvagno che dice lascio se Fratelli d'Italia lo chiede. Questa è Repubblica Palermo. Su Gazzetta del Sud, restando sempre sulle prime pagine dei quotidiani regionali, cambiamo in questo caso l'apertura. Troviamo qualche notizia legata
a ciò che sta succedendo a livello internazionale, ne parleremo diffusamente fra poco, con questo articolo su Trump che minaccia di uscire dalla NATO, è una tigre di carta. Trump che ha parlato, fra parentesi, nella notte italiana alle 3, dunque poche ore fa. Acque sempre più agitate invece all'Arse, questo è il titolo che troviamo su Gazzetta del Sud. Si dimettono in 3 deputati di Sud Chiama Nord, il piano di liberazione di Cateno De Luca per andare al voto. Iniziamo la raccolta delle 36 firme, la Bardella risponde presente, Conte a Palermo, Schifani deve andare a casa e Fratelli d'Italia è travolto dalla questione morale. Dunque la politica che diventa l'apertura della Gazzetta del Sud insieme alle vicende internazionali. Chiudiamo questo primo spettro legato appunto alle prime pagine dei quotidiani regionali con la Sicilia, che invece in primo piano mette un volto che è il volto più accusato probabilmente dagli italiani nelle ultime 36 ore, vale a dire quello di Gravina, con questo titolo: l'Italia è sotto shock, Gravina a casa, processo al sistema calcistico, nessun progetto e pochi talenti tra i papabili, addirittura anche Baggio e Maldini. Si è parlato di Malagò, di Baggio se ne è parlato tanto proprio in questi giorni per un suo progetto risalente a tanti anni fa di 900 pagine, mai realmente utilizzato dalla federazione per provare a rilanciare il calcio italiano, quando ancora il calcio italiano era vicino ad essere un calcio di livello alto, mentre invece evidentemente in questo momento non lo siamo più. Ritorniamo invece agli altri titoli. La strage e l'indifferenza, ne abbiamo già parlato ad inizio di questa nostra rassegna stampa. A Lampedusa la tragedia al largo, i 19 migranti morti di freddo. Anche in questo caso lo spazio alla politica, con Conte che dice via Schifani, la replica fa ridere. Troviamo sulla Sicilia anche un altro riferimento che troveremo sui quotidiani nazionali: ombra rosa su Piantedosi, nuova bufera stile San Giuliano, un nuovo gossip in stile San Giuliano crea imbarazzo a Palazzo Chigi. Spunta infatti una relazione tra il ministro dell'interno Piantedosi e la giornalista Claudia Conte. Questo è sulla polemica politica relativa appunto ad una notizia di gossip su cui insiste la Sicilia in questo caso. Ritorniamo alle pagine interne per farvi vedere invece le pagine di Repubblica Palermo legate alla truffa all'Unione Europea all'università, con le ricerche fantasma, 12 professori indagati, sotto inchiesta il Dipartimento di Tecnologie e Scienze Biologiche. La Procura Europea chiedeva l'arresto del direttore Arizza. Vi faccio vedere altre 2 pagine per concludere. Una relativa all'affondo di Conte, siamo sempre su Repubblica, via Schifani, lui replica non prendo lezioni, e poi invece andiamo sulla prima di Catania della Sicilia per farvi vedere, anche in questo caso ne abbiamo parlato nei nostri TG, nuovo impianto STM, l'azienda contratto idrico entro giugno, investimenti confermati ieri all'incontro con Regione, Sindaco e sindacati. Angelo, a te. Grazie Marco. Adesso, come avviene a quest'ora, come sempre, vediamo un po' la situazione viabilità. Oggi è una giornata particolarmente uggiosa e le immagini ci mostrano come il traffico in questo momento ne risenta, nel senso che ci sono poche auto in giro e il traffico sembra scorrevole. Siamo al Tondo Gioieni. Dal Tondo Gioieni adesso andiamo invece con le nostre telecamere su via Vincenzo Giuffrida. Anche qui possiamo dire che la situazione, diciamo, traffico è decisamente tranquilla. Vediamo se vi possiamo mostrare anche un altro tratto della circonvallazione. Oggi a quest'ora insolitamente sgombra nel tratto basso di viale Odorico da Pordenone, sia in direzione Policlinico sia invece in direzione Ognina. Adesso non vedremo certamente, o comunque vediamo poco dell'Etna, perché l'Etna è tutto imbiancato, ma sono tante nuvole, c'è stata tanta pioggia nel corso della notte e immaginiamo precipitazioni nevose proprio sulla parte sommitale dell'Etna, che intravediamo anche
dal golfo di Taormina, cielo particolarmente coperto e vedete insomma la giornata non promette nulla di buono da un punto di vista meteo. Ci fermiamo pochi momenti, poi saremo di nuovo insieme per leggere insieme a Marco Carle i giornali nazionali. Allora, di nuovo insieme e c'è una spiegazione. Prima abbiamo visto le strade di Catania particolarmente sgombre, certamente sono cominciate le vacanze di Pasqua e quindi questo è evidentemente il motivo per cui stamattina il traffico è piuttosto regolare, come abbiamo visto prima con le nostre immagini. Marco, adesso cominciamo la rassegna stampa nazionale, ma vediamo che partiamo, vedo alle tue spalle il sito dell'ANSA con Trump alle tue spalle. Sì, cioè, il volto è sempre quello di Trump. Non credo che i nostri ragazzi che oggi non andavano a scuola stanotte alle 3 abbiano seguito il discorso di Trump, ma è certamente un discorso che segue quello che abbiamo valutato e visto, e c'è anche nelle prime pagine dei quotidiani nazionali nella giornata di ieri relativamente appunto alla guerra in Medio Oriente, perché mentre si succedono le voci di una possibile fine delle ostilità nelle prossime settimane, Trump l'ha ribadito anche questa notte, chiaramente ci sono poi le impressioni di Trump legate a quello che è la NATO, delusione, forte delusione da parte di Trump, addirittura disgusto, dice il presidente degli Stati Uniti. Intanto, queste sono le parole che troviamo sul sito dell'ANSA dette agli americani nella notte di oggi. Nelle prossime 2 o 3 settimane colpiremo duramente l'Iran, lo riporteremo all'età della pietra. Queste le minacce di Trump, che fa capire fondamentalmente che nelle prossime 2 o 3 settimane con questo ulteriore affondo, secondo lui, la guerra sarà finita. Ma dice anche tante altre cose legate soprattutto allo stretto di Hormuz, facendo capire agli alleati, ex alleati della NATO, che saranno loro a dover difendere o a doversi interessare di questo stretto, visto che sono loro che prendono il petrolio proprio da quelle zone. E ci sono state anche altre notizie nella notte, come ad esempio il forte terremoto di magnitudo 7.3 in Indonesia, che ha portato a un morto. Si temeva anche, scusami Marco, sì, un rischio tsunami, però sì, fino a questo momento non ci sono. Al momento sembra di no, almeno a quanto riportano le agenzie. E poi quasi nelle stesse ore, diciamo, in cui Trump parlava alla nazione, c'è anche il ritorno alla Luna, perché è partita la missione Artemis II, lanciato il razzo con i 4 astronauti in volo proprio verso l'orbita lunare. È un volo di prova, una missione che segna il ritorno alla Luna a 54 anni, pensate, dalla chiusura del programma Apollo. Attorno a 00:30 ora italiana è partito questo razzo per arrivare appunto alla Luna. Durerà questo giro spaziale attorno ai 9 giorni. Queste le notizie della notte, ma se torniamo invece ai quotidiani, andiamo ad inquadrare invece quelle che sono le notizie di ieri. Come vi dicevo, innanzitutto la minaccia di Trump, ribadita nelle parole di questa notte. Lascio la NATO, potrei ritirarmi, è una tigre di carta. Starmer difende l'alleanza e convoca 35 paesi su Hormuz, perché invece l'Unione Europea ribadisce appunto la volontà di andare avanti con gli Stati Uniti. Sappiamo perché gli Stati Uniti invece in questo momento si sentono, per usare le parole di Trump, disgustati, perché appunto in tanti hanno rifiutato l'appoggio agli Stati Uniti, soprattutto per quanto riguarda le basi. Sul Corriere della Sera anche il tema della nazionale italiana, con in questo caso 2 volti, oltre a quello di Gravina c'è anche quello di Gattuso, l'allenatore della nazionale chiamato appunto da Gravina per provare a portare l'Italia ai mondiali dopo 2 edizioni senza campionati mondiali. Invece l'Italia non ce l'ha fatta, l'Italia è la figuraccia, pressing su Gravina, le dimissioni, regole da cambiare, arriva anche la politica, ovviamente anche Gattuso è in bilico. Questo è quanto leggiamo sul Corriere della Sera e pressappoco su tanti quotidiani nazionali che appunto aprono con le vicende internazionali e con quanto sta succedendo
negli Stati Uniti e dunque in Medio Oriente. Ad esempio, il manifesto apre con questo titolo: Go home, scarso aiuto in Iran, Trump minaccia di uscire dal patto atlantico, ma l'Europa è sempre più renitente, l'Unione Europea schiera gli avvocati, Starmer convoca una coalizione per Hormuz, nessuna cancelleria europea fa un passo avanti e molte fanno piccoli passi indietro, questo dice Trump. Sul Manifesto, che è un quotidiano su cui raramente vediamo notizie di calcio, invece la seconda notizia della giornata è proprio relativa al day after, se così possiamo dire, la cocente e nuova eliminazione dai mondiali, nazionalisti senza nazionale. Vabbè, però qui il riferimento, scusa, esattamente, Marco, è diciamo strettamente politico, no? Esattamente, è politico, è vero, questo è vero, però in effetti trovare il calcio è un po' più difficile Poco calcio giocato. sul manifesto. Ancora fuori dal mondiale leggiamo quello che troviamo: governo contro il presidente della federazione si dimetta, cioè l'idea è appunto il riferimento al governo, in questo caso secondo il manifesto nazionalista, senza appunto la nazionale, anzi con la nazionale che viene attaccata direttamente dal ministro dello sport Abodi, che appunto ha parlato di dimissioni da parte di Gravina, sarebbero appunto un segnale. Ritorniamo poi a parlare ancora di quella che è la situazione in Medio Oriente, perché abbiamo detto di anche un periodo di durata della guerra che potrebbe assottigliarsi secondo quelle che sono le intenzioni almeno degli Stati Uniti, che ieri hanno parlato anche di una richiesta di pace da parte di Teheran, smentita dall'Iran. Ma che cosa succede a livello economico? Perché poi si è parlato in Italia ad esempio ancora di taglio delle accise dopo la crescita dei costi, la nuova crescita dei costi del carburante, ma sulle borse arrivano notizie positive, perché le borse credono a Trump. Lo leggiamo anche su Milano Finanza, quotidiano dei mercati finanziari, listini al seguito delle parole del presidente sulla fine del conflitto. Le borse credono a Trump, balzo del 3,2% di Piazza Affari e chiaramente con tanti listini al rialzo. Chiaramente però Moody's lancia l'allarme: con la guerra rischi per il rating dell'Italia, chiaramente con la guerra che prosegue, ma lo sappiamo tutti, il rischio recessione c'è negli Stati Uniti e c'è chiaramente anche nel nostro paese. Il seguito però legato a ciò che succede nell'Unione Europea e anche a livello economico e non solo, ma anche nell'utilizzo delle risorse, è un tema che viene sollevato dal Tempo, che dice e apre così oggi: sono matti in Unione Europea. Ci rivogliono in lockdown. A Bruxelles avanza l'ipotesi inquietante del razionamento e di uno scenario simil Covid. Meloni e Merz spieghino alla Commissione, così si ammazzano famiglie e imprese. Dunque il tema economico e chiaramente del rapporto che esiste soprattutto fra l'approvvigionamento dell'energia e quello che è il comportamento ovviamente soprattutto dell'Unione Europea sono temi che rimangono sul tavolo e che vengono affrontati dai quotidiani, così come i temi di natura politica. L'abbiamo visto prima con il calcio, che è diventato anche questo un tema di natura politica, visto che la politica si è interessata del pallone con le dichiarazioni appunto di politici illustri e anche di un ministro. Ma ieri ci sono state due notizie che hanno un po' fatto discutere a livello politico. Una è questa, e la troviamo sul Libero: il pranzo con l'inviato di Donald. Conte Trump, cosa non torna?
scoperto da Libero, scusate, a tavola con Zampolli, emissario del tycoon, l'ex premier si difende, nessun segreto, ribadita la linea del Movimento 5 Stelle, ma la sua versione, dice Libero, fa acqua da tutte le parti. Questo leggiamo appunto sul quotidiano, ed è una notizia che ritroviamo ad esempio anche sul Giornale con questo titolo: trampata al campo largo, Movimento 5 Stelle e Strisce, i rapporti fra Conte e lo staff di Donald spaccano la sinistra anti-Stati Uniti. Questo è il tema che ritroviamo sul Giornale. Ma vi dicevo, ce n'è un'altra di questione che ha fatto discutere in stile bipartisan, ce n'è anche ovviamente per il centrodestra. Andiamo sul Fatto Quotidiano per vedere questo titolo, che è La donna del Viminale, un'altra amante, Claudia Conte, giornalista, che dice: sto con Piantedosi, record di incarichi a Radio Rai, in polizia e alla difesa, dopo il coming out della donna, il ministro da Meloni e Salvini. Di questa notizia ci sono più prime pagine che troviamo, ad esempio Domani, che apre con questo titolo: una relazione con Piantedosi, ma anche e poi Conte e le docenze alla polizia. La giornalista dichiara un rapporto sentimentale segreto con il titolare dell'Interno, la donna e gli incarichi alla scuola di formazione del Viminale, pochi soldi, il ministro non sapeva. Per cui stesso cognome, ovviamente altra tipologia, ma si discute attorno a questo cognome, appunto, Conte. Ma dicevamo che non sono solo queste due le prime pagine che si occupano della notizia, ma con temi e con idee opposte le troviamo anche ad esempio sulla Verità. Vogliono far fuori Piantedosi, i compagni sperano in un nuovo caso Boccia San Giuliano, l'opinionista Claudia Conte rivela di avere una relazione con il ministro. E per chiudere, questo è l'altro titolo che troviamo su Riformista: romanzo Viminale, giro di giostra nel governo, ballano Urso e Abodi, poi il caso Piantedosi sarà una Pasqua di passione. Angelo. Grazie allora a Marco, che ritroveremo ancora più avanti in Buongiorno Sicilia. Fra poco i primi ospiti della mattinata per parlare di un nuovo farmaco per smettere di fumare. Li vedo già in collegamento, e allora facciamo una breve sosta e poi saremo di nuovo insieme. Rieccoci in studio. Allora, come anticipato, adesso è il momento di parlare di questo nuovo farmaco che aiuta a fare smettere di fumare, e per questo abbiamo in collegamento il professore Pasquale Caponnetto. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi, docente di psicologia clinica d'ISFOR dell'Università di Catania. E poi, sempre in collegamento, abbiamo il dottore Carlo Bellanca. Buongiorno. Buongiorno. Dottorando di ricerca in neuroscienze. Allora, cerchiamo di capire di cosa si tratta. Sì, intanto stiamo parlando di lotta al tabagismo e su questo non ci sono assolutamente dubbi. Però da un po' di tempo, da poco, c'è un nuovo farmaco. C'è un farmaco che aiuta a smettere di fumare. Questo via libera è arrivato a dicembre del 2025, quindi qualche mese fa. Via libera alla rimborsabilità attraverso l'AIFA. Ecco, questo è il quadro in cui ci muoviamo. Vorrei cominciare questa mattina con il capire che tipo di farmaco è, e mi rivolgo in questo caso al dottore Bellanca. Qual è il principio attivo di questo farmaco? Come si chiama? Sì, buongiorno di nuovo. Il principio attivo è la citisina o citisiniclina, la quale in realtà il farmaco è relativamente nuovo in realtà, poiché è stato utilizzato per la prima volta, consideri, negli anni 60 del Novecento in Bulgaria, sempre per il trattamento del disturbo d'uso di tabacco. Diciamo che la svolta è stata la sua rimborsabilità, anche se altri farmaci in passato, come la vareniclina, sono stati già rimborsati, anche se
in condizioni differenti, ovvero pazienti con disturbo d'uso di tabacco ma con patologie respiratorie concomitanti. Ecco. La citisina è un alcaloide che viene estratto da una pianta che è il Citisus laburnum, in particolar modo dai semi di questa pianta, dell'infiorescenza di questa pianta, che è un'infiorescenza gialla. Tale il farmaco va ad agire, come sappiamo, sui recettori della nicotina a livello del sistema nervoso centrale, i recettori alfa 4 beta 2, e i dati presenti in letteratura scientifica evidenziano come il farmaco sia efficace nella cessazione, peraltro con uno schema posologico che parte con con delle dosi alte nella fase iniziale del trattamento, per poi ridurle progressivamente fino al 25° giorno. Dottore, fra un poco ci torniamo. Dottore, fra un poco cerchiamo di approfondire come funziona e come va somministrato, però vorrei sentire il professore Caponnetto, perché d'accordo il farmaco che indubbiamente aiuta a smettere di fumare, ma non bastano i farmaci, servono anche altre componenti per aiutare le persone a smettere di fumare. Su cosa si può in qualche modo, diciamo, agire per spingere i fumatori a non toccare più la sigaretta, perché la sigaretta poi è una sorta di zona di comfort, fra virgolette, per chi fuma? Precisiamo che l'intervento è sempre integrato, quindi bisogna agire su quelle che sono le leve motivazionali e le leve psicologiche. Però devo dirvi che rispetto alle leve motivazionali, questa notizia ha già ha sostenuto la motivazione di parecchi fumatori, tant'è che hanno chiamato presso il nostro centro, dove all'interno di un percorso di psicologia clinica e psicoterapia forniamo dei percorsi antifumo. Quindi la persona deve essere motivata nel suo percorso, il farmaco aiuta perché garantisce un incremento delle possibilità di successo, e poi bisogna seguire nella fase di cessazione ed evitare, insomma, il più grande problema è poi diventa il rischio di ricaduta. È chiaro che per ogni persona c'è un percorso personalizzato, tant'è che se una persona frequenta o fa un corso per smettere di fumare, le probabilità di cessazione abbinate con un buon farmaco aumentano in maniera esponenziale. Molti vanno dalla classica forza di volontà, ma smettono in questa maniera 2 persone o 1 persona o 2 su 100. Ma se abbiniamo un percorso farmacoterapico con la citisina abbinato a un percorso psicologico, arriviamo al 50% di cessazione un anno, e sono dati veramente importanti. Vorrei tornare dal dottore Bellanca a questo punto, perché diciamo che la durata di questa terapia, leggo tra le note che mi sono state fornite, di 25 giorni. Bastano 25 giorni di terapia, non solo di terapia farmacologica? Attenzione, come diceva prima il professore Caponnetto. Beh, allora, da scheda tecnica il trattamento è di 25 giorni, diciamo, e i risultati, e chiaramente la posologia è associata agli studi clinici, quindi alla valutazione della sicurezza ed efficacia del prodotto. È chiaro poi che bisogna considerare la variabilità individuale. Nella media, quindi, come ha detto giustamente il professore, con il supporto farmacologico e quello psicoterapeutico si raggiunge un tasso di successo di circa il 50%. 25 giorni vanno bene per tutti, questo purtroppo da medico non posso dirle che va bene per tutti per la variabilità individuale, quindi è possibile, è chiaro che il percorso può essere più lungo, c'è da tenerlo in considerazione. E allora in questo percorso più lungo, e torno dal professore Caponnetto, si inseriscono quelle componenti di cui parlava lei. Non bastano, diciamo, soltanto le motivazioni per poter smettere di fumare, ma serve anche, ed è importante, l'appoggio anche di centri che aiutano e supportano la persona che decide di smettere di fumare. Assolutamente sì, una volta che si intraprende un percorso, poi rispetto alla tempistica la persona va seguita almeno per un anno. È chiaro che inizialmente ci si vede in maniera più frequente, magari ogni 15 giorni, e poi si fanno dei follow up, diciamo, a 3 mesi, a 6 mesi e a un anno, per prevenire anche le cosiddette ricadute. Ci sta anche da dire che in un percorso, diciamo, di trattamento di qualsiasi dipendenza, fra cui anche il fumo di sigaretta, sta nella fisiologia delle cose, ci possono essere anche delle piccole ricadute. Quello che è importante dire è che ci sono più possibilità per aiutare le persone a riuscire a smettere di fumare, ma non deve essere vista come un evento, diciamo, di castrazione o di eliminazione, come togliersi qualche cosa di
di positivo nella loro vita, perché così spesso lo vedono, ma come la possibilità di dare benessere a loro stessi. E poi un'altra cosa che vorrei aggiungere è questa, che nel momento in cui una persona riesce a smettere ha un effetto di contagio anche per gli altri, quindi motiva anche altre persone, un po' come quando abbiamo iniziato in negativo, inizia una persona e influenza gli altri a fumare, anche chi smette influenza in positivo gli altri a iniziare dei percorsi di cessazione. Queste sono indicazioni importanti. Resto sul professore Caponnetto. Lei ha fatto riferimento anche a un rischio, insomma, di ricaduta, ne abbiamo parlato, l'abbiamo sentito, c'è la possibilità che una persona che ha deciso di smettere di fumare poi, dopo aver smesso, dopo qualche tempo ricade nel vizio. Ecco, questo è il termine giusto, ma c'è un problema psicologico proprio di legame con quella che è la nicotina, diciamo così, che è contenuta nella sigaretta? Vabbè, la nicotina è l'elemento che crea dipendenza, sicuramente ogni fumatore ha una sua storia, per questo diciamo l'inquadramento psicologico riesce anche a fare una predizione di quelle che potrebbero essere delle ricadute. È chiaro che se la persona viene seguita riduce il rischio di ricadute, però ci sono dei fattori che possono essere specifici per la persona, che possono essere connessi a degli stressor particolari o degli eventi che sono generalmente possiamo definire generalizzati, che ne so, un classico quando uno fa un percorso di cessazione durante le feste tipicamente si tende a ricadere. Là non c'è una motivazione psicologica specifica, quindi dobbiamo andare a inquadrare, a distinguere gli aspetti personali di ogni essere umano e andare a proteggerlo con degli incontri, ma anche far forza su quelle che sono le sue risorse personali. Spesso diventano anche, coinvolgiamo anche i membri della famiglia in questo percorso, abbiniamo l'incremento di attività pro salute, come per esempio fare sport, che diventa un elemento di protezione rispetto alle ricadute. Dottore Bellanca, per chiudere con lei, si parlava di questi 25 giorni di terapia, ma c'è un altro aspetto che va evidenziato, che va sottolineato, cioè il fatto, lei diceva, che non tutte le persone rispondono entro questi, questo periodo, ecco, questa cura di 25 giorni. Ma è possibile ripetere eventualmente questo trattamento a distanza di tempo? Sì, il trattamento può essere ripreso dopo il primo ciclo. Chiaramente bisogna valutare la condizione della persona, se la ricaduta è avvenuta durante il trattamento, la terapia da scheda tecnica andrebbe interrotta e poi ripresa dopo 2-3 mesi. Quindi il trattamento può essere proseguito nel caso in cui si mantenga la cessazione durante il primo ciclo di trattamento, quindi durante i primi 25 giorni, e in quel caso tuttavia non è rimborsato, quindi sarà a carico dell'assistito. Ma è ovvio che, come ha detto il professore, si tratta di un percorso diagnostico terapeutico integrato in cui non abbiamo solo la terapia farmacologica, abbiamo gli incontri periodici con gli psicologi clinici, gli psicoterapeuti, che chiaramente hanno un ruolo essenziale nel percorso contro la dipendenza patologica, in questo caso da nicotina, contro il tabagismo. Quindi sì, può essere continuato, bisogna valutare caso per caso. Grazie al dottore Carlo Bellanca, dottorando di ricerca in neuroscienze, e grazie anche al professore Pasquale Caponnetto, che è docente di psicologia clinica di ISFOR all'Università di Catania. Una buona giornata, abbiamo parlato di questo nuovo farmaco, comunque conosciuto già come sostanza, diciamo, principio attivo da tantissimo tempo, come ci ha spiegato il dottore Bellanca, ma che adesso viene, è possibile prescrivere per chi decide di intraprendere un cammino verso, diciamo, l'idea di smettere di fumare, per smettere di fumare. Grazie professore Caponnetto, grazie al dottore Carlo Bellanca, buon lavoro. Ci fermiamo, ci sono le previsioni meteo e poi saremo di nuovo insieme a voi. Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il vortice di bassa pressione insiste sullo Ionio, portando ancora maltempo giovedì al sud, in particolare sul medio-basso versante adriatico, più sole altrove. In Sicilia avremo una giornata ancora molto instabile, con piogge e rovesci diffusi, specie sui settori tirrenici, sulle aree interne, dove nevicherà anche sui rilievi etnei oltre 1400-1500 metri. Qualche schiarita in più sulla costa meridionale tra Gelese e Ragusano. Vedete le temperature sempre sotto le medie del periodo,
farà anche un po' freddo di notte al primo mattino, valori anche sotto i 5 gradi. Poi venerdì ritroveremo ancora diffusa instabilità, specialmente nella prima parte del giorno, sui settori tirrenici, su quelli ionici, ma con tempo via via miglioramento nel corso della giornata. Anche le temperature, seppur basse, tenderanno leggermente ad aumentare. Poi nel weekend di Pasqua rimonta l'anticiclone, dunque godremo di tempo stabile, asciutto e anche più caldo. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Devi sapere che i funghi Pleurotus, questi di qui, trattati con aglio, prezzemolo e un po' della loro acquetta, hanno un sapore quasi come se fossero vongole. Ah, precise per proprio. cui facciamo un falso ragù. Cioè, stavo pensando la stessa cosa, diciamo, ora queste vongole fresche di acitrezza. Dove le pescate? Ecco, facciamo questo lavoro qua. Sono quelle dell'Argentina? No, sì, sono esatto. quelle... Guarda, si stanno schiudendo. Dobbiamo tenere l'acqua da parte, giusto? Ah, hai tolto la rete? Sì. Quelle dentro la cozza. Sono già... La cosa, come si chiama? Il muschietto. Il muschietto, che cos'è il muschietto? Metto? Io? Vai. Ecco. Metti così, magari dentro la padella. Che scappano, sono vive. Allora, quindi... L'hai assaggiata? Andiamo avanti. Di nuovo Ma hai messo un altro po' di sale per caso? No, l'ho lasciato come... Basta, la pasta devo condire. Com'è? Cari. C'è un pezzo di conchiglia di dentro. Cioè, ma è normale? È normale? A questo punto... Allora, rieccoci di nuovo in studio, buongiorno Sicilia, e oggi tutto il mondo celebra la giornata mondiale dell'autismo. Per parlarne in studio con noi ci sono Vera Caltabiano, buongiorno, che è la fondatrice di Un Futuro per l'Autismo, e poi c'è il presidente proprio di Un Futuro per l'Autismo, che è Federico Lupo. Buongiorno a voi, grazie per essere stamattina con noi. È una giornata che è diventata importante perché è fondamentale ricordare, non solo ricordare, ma diciamo sensibilizzare verso quello che è ormai una patologia conclamata che negli anni è cresciuta. Io partirei proprio dalla fondatrice di Un Futuro per l'Autismo per capire quali sono le ragioni e la missione proprio di Un Futuro per l'Autismo. Allora, Un Futuro per l'Autismo nasce il 24 aprile del 2001, quindi quest'anno ricorre il nostro 25esimo anniversario e nasce in un momento in cui l'autismo era definito una malattia rara. I bambini con autismo risultavano 4 su 10.000. Nel corso di questi 25 anni purtroppo è aumentata l'incidenza in maniera ingravescente, direi, e ci ritroviamo adesso su un bambino su 70 circa come incidenza. Quindi Un Futuro per l'Autismo nasce in un momento in cui non esistevano servizi per l'autismo, perché essendo malattia rara veramente non c'era alcun motivo di creare un servizio importante sul territorio. E quindi abbiamo scelto di formare del personale specializzato per l'educazione e per la crescita adeguata dei nostri ragazzi, e abbiamo sviluppato vari progetti come l'integrazione scolastica. Siamo stati i primi a mandare i tutor all'interno delle scuole, come i progetti campus estivo. I bambini venivano diciamo, accompagnati alle vacanze estive da educatori specializzati. Noi non avevamo paura di lasciarli appunto da soli, e poi tantissimi altri progetti che riguardano la sensibilizzazione sia nelle scuole sia progetti di formazione per i genitori.
in seguito anche progetti sportivi, progetti per prendere in carico i fratelli delle persone con autismo che hanno pure delle difficoltà ovviamente a crescere in una famiglia che noi definiamo autistica, perché senza volerlo tutta la famiglia, insomma. Esatto, è un disturbo pervasivo l'autismo, quindi purtroppo interesserà tutta la famiglia. Con il Presidente Lupo immaginiamo che ci sono tante necessità quotidiane, ne faceva riferimento prima la fondatrice proprio di Un futuro per l'autismo, esigenze che riguardano non solo il ragazzo, la persona che soffre di spettro di autismo, ma tutta la famiglia. Allora servono dei supporti nell'uno e nell'altro senso. Assolutamente, assolutamente. È chiaro che, diceva bene prima la dottoressa Caltabiano, la nostra presa in carico è una presa in carico che riguarda tutto l'intero nucleo familiare. Oggi è la giornata della consapevolezza, no? È una giornata nella quale, o durante la quale si festeggiano e si celebrano i risultati che abbiamo raggiunto, non solo noi ma tutte le associazioni di familiari, progettualità, possibilità di inserimento lavorativo, la scuola, i momenti anche aggregativi e di socializzazione. Il nostro pensiero oggi va anche a quei livelli gravi o gravissimi dove appunto quella presa in carico per la famiglia diventa ancora più importante, e forse ci verrebbe in aiuto sicuramente la legge che adesso, la nuova riforma sulla disabilità, che è la 62 del 2024, dove alla base sta appunto una programmazione, una progettazione di un progetto di vita che permetterebbe non solo alle persone con autismo ma anche ai loro familiari di pianificare quella che sarà la loro vita da lì in avanti, cioè dal momento in cui si comincia e ci si siede in un tavolo di concertazione con tutti gli enti del territorio, dall'ASP al terzo settore ai servizi territoriali, per provare, anzi per riuscire, perché è quello il nostro obiettivo, per riuscire a costruire un futuro per questo autismo, non solo per le persone con autismo ma anche per i loro familiari. C'è una iniziativa che si chiama OutMind, dico bene? L'ho letta io Ne parlo io? in Sì. inglese oppure... Allora, ne parlo io perché Sì. insomma sono la persona che ha seguito la progettazione. Non solo OutMind, ecco, questa è l'evoluzione della nostra associazione, perché come diceva la dottoressa Caltabiano, inizialmente la famiglia avevano bisogno di servizi. In 25 anni la nostra associazione è cresciuta, ed è cresciuta anche da un punto di vista progettuale. Nell'ultimo periodo siamo stati destinatari, insieme ad altre organizzazioni, di due importanti finanziamenti, uno regionale per le linee di intervento di persone con autismo con il progetto che si chiama Let's Go Autism con la regione Sicilia, e l'altro è OutMind, che è un progetto che ha visto e ha messo a sistema tutto quello che avevamo costruito negli anni, ovvero la possibilità di avere un'equipe dedicata in 7 scuole, prossimamente anche 8, in 7 scuole della provincia di Catania, tra istituti comprensivi e istituti superiori, che permettono di avere questa equipe multidisciplinare che leghi, ed era questo il nostro sogno realizzato, che leghi la possibilità di parlare un linguaggio comune o di costruire un linguaggio comune tra la scuola e l'extrascuola. Per cui abbiamo queste sportelli autismo che prendono in carico la famiglia ma supportano l'intervento in classe con i docenti, programmano attività extracurriculari e permettono sostanzialmente quello di mettere a sistema realmente quello che un familiare, di cui un familiare ha bisogno, ovvero una continuità di intervento che passa dalla famiglia alla scuola e torna indietro, dalla scuola alla famiglia. Abbiamo un minuto ancora e chiudo con la dottoressa Caltabiano, perché dal territorio avete diciamo delle risposte. Questo è un esempio di come diciamo si dovrebbe agire, ma il territorio, e mi riferisco non solo diciamo alle persone ma alle istituzioni soprattutto, che tipo di risposta e se queste risposte sono soddisfacenti al momento? Allora, il territorio risponde come può,
cioè con le risorse che ha a disposizione. Noi abbiamo sempre collaborato con il territorio, sia con l'ASP che con il Comune, che con gli altri enti preposti, con gli enti del terzo settore, e abbiamo instaurato un buon rapporto di collaborazione, perché è solo questa la strada che dobbiamo percorrere, cioè ogni ente risponde con le proprie possibilità, ma noi siamo in grado di amplificarle collaborando, dicendo quali sono le nostre esigenze e stando vicino loro per cercare di ottenerle al meglio possibile. Grazie allora alla dottoressa Vera Caltabiano, che è la fondatrice di Un Futuro per l'Autismo, e grazie anche a Federico Lupo, che è il presidente dell'associazione Proprio Un Futuro per l'Autismo. In bocca al lupo, perché di strada ce n'è tanta da fare, però mi pare che ci sono tanti piccoli tasselli che poi alla fine vanno a comporre questo puzzle. Speriamo che si possa un giorno magari arrivare. Noi ci crediamo. Esattamente. Grazie a voi. Grazie. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, fra poco andremo a Messina. Bentornati a Buongiorno Sicilia e adesso andiamo a Messina. Vedo già sorridente il nostro Francesco Triolo, accanto a lui c'è un ospite che è Mirko Burascano. Ce lo presenta lui e ci dice di che cosa stiamo parlando, perché è un'idea particolare. Buongiorno Francesco. Buongiorno Angelo, buongiorno a tutti, ma io rido perché prima faccio una domanda a te, Angelo. Sì. Tu giochi al fantacalcio? Ci gioco poco, devo essere sincero. Non sono un appassionato, io il calcio lo vivo in maniera diversa, devo dire. Vabbè, allora, siccome come viviamo il calcio, possiamo vivere anche la politica. A Mirko e a dei suoi compagni di lavoro, amici, è venuta in mente un'idea: trasferire il fantacalcio nella politica, sfruttando il periodo delle elezioni e vivere le elezioni in maniera diversa da un altro punto di vista. Allora si sono inventati il Fantazanca, per questo siamo qui a Palazzo Zanca. È un fantasy game nel quale attraverso delle applicazioni costruisci la tua squadra e tra consiglieri, candidati sindaci, personaggi della politica, personaggi del mondo dello spettacolo, della società messinese, e attraverso questo gioco poi si sviluppa durante la campagna elettorale. Mirko, però raccontaci tu che cos'è Fantazanca, nel senso che al secondo anno, perché nel 2022 l'avete già proposto, ma già adesso avete quadruplicato in 3 giorni tutte le... Assolutamente, siamo partiti nel 2022, prima edizione, con la tornata elettorale che ci ha visti insomma vincere il sindaco attuale uscente Federico Basile. È stata un'avventura molto interessante, molto divertente e innovativa, soprattutto innovativa. Noi, come dicevi giustamente tu, siamo partiti dal creare fantasy game per lo più su rete sportiva e abbiamo deciso di amplificare, di aprirci a nuovi orizzonti come quello politico, e il risultato all'inizio è stato molto curioso e interessante, perché è vero che abbiamo fatto 150 circa squadre 4 anni fa, però le abbiamo fatte in un periodo di tempo molto più ridotto rispetto a quello di adesso. Oggi è un progetto a tutti gli effetti nato e diciamo costruito nel corso del tempo, non è una cosa improvvisata, già da 4-5 mesi lavoriamo a questo progetto e arriviamo appunto a questa campagna elettorale del 2026 con già 430 squadre iscritte dopo appena 2-3 giorni. Spieghiamo ad Angelo Gagliano come funziona, Angelo, così ora appena finisce la trasmissione vai al computer e ti iscrivi pure tu. Certo. C'è un sito che si chiama Fantazanca, che è totalmente gratuito, e devi scegliere la tua squadra. La squadra presenta un candidato. Allora, la squadra è composta da 9 personaggi, diciamo, disponibili, non li chiamerei solo politici, perché è vero che uno è il candidato sindaco, quindi è composta di questi 9, uno è il candidato sindaco e li conosciamo, insomma, inutile ripeterli. 2 sono i VIP e influencer o content creator. Quest'anno abbiamo deciso di aprire, per questa edizione abbiamo deciso di aprire anche ai creator o comunque personaggi famosi dello spettacolo, Nino della musica, Nini Bruschetta, tutti nati a Messina, ecco, tutti di Messina, neanche della provincia, perché sennò poi allargavamo anche un po' troppo. Poi abbiamo
una star della politica, ovvero un leader politico o comunque uno riconosciuto tale che non è candidato ad alcun ruolo all'interno di Palazzo Zanca, ecco. E i consigli di comunità. E la parte grossa che sono 5 candidati al Consiglio Comunale. Come funziona, Angelo? Loro lanceranno delle sfide, Sì. già qualcuno le sta raccogliendo, per raccogliere i bonus. Una sfida che o avete lanciato adesso o lancerete curiosa, particolare, ce la puoi anticipare? Qualcosina la posso già spoilerare, che riguarda la messinesità, perché poi oltre ai bonus politici, che sono quelli più istituzionali e classici e standard, la cosa simpatica poi riguarda la messinesità, quindi mangiare per esempio un piatto tipico messinese o addirittura cucinarlo in diretta, fare un video mentre si è ripresi all'opera davanti a un piatto tipico messinese, può essere un arancino. Questo ti garantisce determinati punteggi. Esatto, questo determinati punteggi per andare fino a, come ci ha presentato ieri Noemi David, una traversata dello stretto, e lì faresti un sacco di punti. Se uno dei componenti della tua squadra fa la traversata dello stretto in questo periodo, allora rischi davvero di vincere. Angelo, toglietemi però una ti curiosità. ho convinto a iscriverti. Mi togliete una curiosità, ma alla fine di questo, diciamo, di questo gioco, di questo fantasy game con la politica, il vincitore o i vincitori che cosa ottengono? No, perché è importante, no? Diciamo che è goliardia, una targa sicuramente. Sicuramente quindi, insomma, si viene premiati qui Palazzo Zanca direttamente dal neo sindaco eletto con una targa celebrativa, quello sicuramente. Però poi è goliardia, perché sono iniziate le sfide, allora, vi posso assicurare, tra colleghi, negli ambienti di lavoro. Si sta vivendo la campagna elettorale in maniera diversa rispetto a quella che è proprio quella nuda e cruda della competizione proprio elettorale. Cioè, allora l'obiettivo è magari vedere e vivere non solo la campagna elettorale, ma vivere la politica in genere in maniera più leggera, molto più... Assolutamente. Se tu non conosci bene, quando farai la squadra, se non conosci bene la realtà messinese, ti puoi fare aiutare da Torino De Mana o Lorena Dolci, che hanno le radici qui, ma puoi aspettare anche le elezioni regionali, perché l'obiettivo è quello di farlo anche per il diciamo, Palazzo d'Orléans. Questa è una bella... L'obiettivo è replicare questo progetto su scala regionale e perché no anche nazionale. Una bellissima idea, devo dire. Allora, ci dobbiamo fermare. Grazie per essere stati con noi, grazie a Francesco Triolo, grazie anche al suo ospite Mirko Burrascano. Stiamo parlando del Fantazanca. Attenzione, buon lavoro, in bocca al lupo, insomma, che sia un divertimento per tutti partecipare a questo fantasy game sulla politica. Grazie Francesco. Adesso io da Messina mi trasferisco a Torino. Ma cosa ci andiamo a fare a Torino? C'è Giovanni Santangelo. Buongiorno Giovanni Santangelo, perché sta per partire, non parte subito, attenzione, fra un po', credo poco prima di mezzogiorno o giù di lì, c'è il Sicilia Express che parte. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Angelo e buongiorno a tutti i siciliani. Questa mattina da Torino, come hai detto tu, io mi trovo proprio qui, proprio sul binario 12, dove tra poco arriverà il treno, che poi è il Sicilia Express, e che poi sarà in partenza qui da Torino alle 11:50 esatte. Ricordiamo che il Sicilia Express è il treno che ormai dal 2024 dà l'opportunità a tante famiglie che abitano qui al nord di poter tornare a casa nei periodi quelli più importanti, quelli per stare con la famiglia. E poi quest'anno su questo Sicilia Express tante sorprese. Insieme a me questa mattina ho l'organizzatore Giuseppe Gurrieri, che ha organizzato appunto quello che è poi tutta la parte colorata di questo Sicilia Express. Giuseppe. Intanto non ho organizzato da solo, siamo un team fantastico di siciliani che ha lavorato a questa iniziativa e avremo tantissime sorprese che andranno con un bel programma schedulato minuto per minuto. Tanti artisti siciliani e non che ci racconteranno le loro storie, delle bellissime masterclass, e poi faremo una bellissima iniziativa che credo che voi conosciate ancora meglio, la caccia nuova.
queste uova che non ne abbiamo parlato in questi giorni, che attraverseranno l'Italia, quindi 2000 uova sopra questo Sicilia Express, insomma. Ecco, vediamo se possiamo spostarci. Questo è il binario dove tra poco, magari mentre siamo qui che stiamo parlando, potrebbe arrivare a momenti. Ha portato qualche piccolo ritardo, però una volta che sarà qui faranno il ricarico di tutto quello che serve per poi affrontare, lo ricordiamo, più di 20 ore di viaggio. A Messina poi si dividerà, ci sarà una parte di questo treno che andrà a Palermo, una parte invece che prosegue verso Siracusa, facendo ovviamente tutte le stazioni. Quindi binario 12, noi lo stiamo aspettando, credi, un'emozione straordinaria. E qui insieme a me, Giuseppe, quindi ricordiamo che sul treno ci sono non solo tanti giovani che approfittano, ecco, diciamo questa cosa che è importante perché ci sono degli ospiti speciali, alcuni di questi li possiamo già dire, altri invece so che non si possono dire, ma possiamo dare un piccolo spoiler. Di conoscere quest'ultimo ospite, ma lo annunceremo durante il viaggio, sarà con noi nella tratta di Milano. Però c'è una cosa che lui dice sempre, che c'è una sua frase, questa la possiamo dire? La dico io? Che è quale? Dai. Però se lo diciamo lo capiscono subito. Vabbè, è un super ospite, però basta seguire le pagine di Sicilia Express per poi vedere tutto, ma ci sono tanti altri ospiti. Darà la possibilità a chi è già in Sicilia o chi quest'anno non è potuto scendere di seguirci e seguire tutto il racconto e essere partecipi anche in altro modo. E poi non sono solo i giovani quelli che tornano col Sicilia Express, ma anche tante famiglie e tanti bambini, quindi è un'occasione speciale. 550 persone a bordo di questo treno speciale e ovviamente un ringraziamento va anche alla Regione Sicilia. Sì, è stata una bellissima sinergia e abbiamo avuto i tempi per procedere, per fare tutto con calma, lavorare al massimo. E un ringraziamento va anche a tutte le aziende che ci hanno accompagnato, agli ospiti che sono potuti venire e a tutti i ragazzi che stanno lavorando a questa stupenda iniziativa. Si spera di riuscire a fare tante cose. Insomma, Angelo, io penso di aver detto tutto e soprattutto siamo in attesa del nostro Sicilia Express che sta per arrivare qui al binario 12. Noi lo aspettiamo, spero che arrivi a breve. Benissimo, grazie allora Giovanni Santangelo, grazie anche al suo ospite. Noi abbiamo ancora 5 minuti, poco più di trasmissione. Se per caso dovesse arrivare in questi 5 minuti potremmo anche aprire una finestra. Subito, guarda, noi... Aspetta perché forse vediamo qualcosa arrivare, ma vediamo, mi danno l'ok. Comunque se in questi 5 minuti abbiamo conferma, vi mostreremo subito, mi connetto immediatamente e vi mostro l'arrivo del Sicilia Express. Molto bene, grazie allora Giovanni Santangelo, grazie per il Sicilia Express che parte da Torino, arriverà domani in Sicilia, arriverà domani a Messina e poi, come abbiamo già sottolineato e evidenziato, si sdoppierà esattamente da Messina per Palermo e per Siracusa. Al binario 12 è arrivato qualcosa, lo stiamo vedendo alle spalle, non sappiamo se è il Sicilia Express, diciamo che comunque... Che è quello dietro. È quello è dietro, un quindi... primo treno, ma dietro dovrebbe esserci, vediamo se riusciamo a vederlo. Ripeto, era in orario, ho portato qualche piccolo ritardo, ma era perfettamente in orario. Ve lo mostreremo, ve lo mostreremo. Se riusciamo ve lo mostreremo. Dobbiamo farlo vedere. Senz'altro. Grazie, allora ci fermiamo qui per un momento, tempo della sigla, perché adesso è il momento di guardare le stelle e di leggere cosa ci dicono le stelle. Grazie a Marco Amato, c'è la sigla. Buongiorno a te Marco, stamattina ci sono due big della musica italiana che sono sotto la lente di ingrandimento dei social, ma anche sotto la tua lente di ingrandimento. Ci dici di chi stiamo parlando? Buongiorno Angelo, stiamo parlando di Emma e di Ercomi. Mi viene sempre un po' complicato pronunciarlo, ma Ercomi, ecco. Allora, i due sono al centro dell'attenzione proprio perché hanno prodotto un video che racconta di un'intera giornata, a fronte del fatto che il 13 marzo è uscito il loro
la loro featuring, ovvero la loro collaborazione, un disco fatto insieme, ovvero Bacci Piano. Bacci Piano ha avuto già un grande successo, ma l'attenzione mediatica, ma questi due scherzano o fanno sul serio? E beh, allora si dice che c'è del tenero tra i due, sicuramente colpisce molto la complicità, quindi le stelle cosa fanno? Indagano un po' su quella che è la loro compatibilità zodiacale. Emma è una Gemelli, mentre Ercomi è un Ariete. È bellissima la risalita dell'Ariete zodiacale che sta accadendo in questo momento. I gemelli si riprendono molto, e soprattutto perché tra poco, il 26 aprile, avranno Urano pieno di cambiamenti nei loro gradi zodiacali. Benissimo, sicuramente complici, sicuramente feeling, amici, però è un rapporto di terza casa, è più un gioco di complicità da fratelli. Ecco, le stelle la vedono così, quindi sarei per sfatare il mito di una storia d'amore nascosta, ma chissà, magari sapremo la verità tra qualche tempo. Allora, oggi vi racconto di una luna in bilancia molto leggera che vuole allontanarsi da Saturno e che proprio non ci sta alle regole. Quindi cosa accade? Ariete, beh, la vostra posizione di comando per adesso ve le fa creare le regole, quindi non le subite. Toro, la bella Venere nei vostri gradi zodiacali sta dando il massimo, quindi godetevi l'amore e le piccole fortune che Venere porta. Gemelli, si sente già la vicinanza di Urano, qualcosa non va, qualcosa di cui chiacchierare. Mercurio è ancora distonico, quindi ancora non trovate la direzione giusta, ma arriverà dopo il 26. Cancro, per voi una splendida giornata con una luna di quadratura, sì, ma che stimola Giove benissimo e che vi dà tutto l'appoggio di Venere, quindi seppure la situazione può sembrare complicata, riuscirete a essere vincenti in amore. Leone, per voi un'ottima risalita con una luna comunicativa e che esterna anche i limiti di un progetto. Oggi prenderete in mano la situazione e direte no o basta o aggiustiamo il tiro. Vergine, per voi la luna parla di economia, di governance, di qualcosa che va a posto, che si sistema, ma anche della valutazione di un eventuale piano B in amore. Bilancia, protagonisti della giornata con la luna molto attiva nei vostri gradi, per cui oggi proprio non avrete voglia di faticare. Sognate un po'. Scorpione, intuitivi al massimo, con Mercurio così complice, riuscirete anche a sgamare qualche bugia, ma soprattutto a essere fulminei, a intervenire su un problema. Sagittario, pure per voi oggi è una giornata abbastanza impegnativa, ma oggi siete un po' annoiati, stanchi e tenterete di dribblare le responsabilità per dedicarvi all'amore. Capricorno, voi le responsabilità le cercate sempre di più e Venere in Trigono ve le crea nell'ambiente amoroso, per cui costruite anche lì, non potete sempre vivere di lavoro. Acquario, ottima giornata per voi che oggi proprio farete di tutto per fuggire anche in maniera comica dai vostri impegni, anche se avete già fatto tutto quello che dovevate in una programmazione più lunga. Quindi bene, in amore non sopportate la gelosia. Pesci, ottima giornata per voi e un'ottima capacità di essere multitasking. Mercurio fa spettacolo nei vostri gradi zodiacali, ma non vi basta ancora, volete obiettivi più strutturati. E detto questo, auguro a tutti una buona giornata. Ciao Angelo e buongiorno Sicilia. Grazie, una buona giornata anche a te Marco. L'appuntamento a domani. Prima di andare da Marco Carli c'è un aggiornamento dalle agenzie, perché nel corso di un'operazione effettuata al porto di Palermo la Guardia di Finanza ha sequestrato 20.000 kg di rifiuti speciali pericolosi e anche non, però erano destinati in Nigeria. Si trovavano a bordo di un container sottoposti a sequestro, parti di ricambio per autoveicoli, un rullo compressore, un autocarro usato parzialmente e poi in parte demolito anche. Questo provvedimento è frutto dell'azione sinergica tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Guardia di Finanza e l'ARPA. Adesso torniamo ai quotidiani. Marco. E torniamo a parlare di calcio, Angelo, lo facciamo attraverso i quotidiani sportivi, andiamo a vedere le Gazzette dello Sport e Corriere dello Sport. Spesso parliamo di calcio in questa parentesi conclusiva della nostra trasmissione, ma oggi ancora di più perché sono pieni, come abbiamo visto, anche i quotidiani generalisti. Andiamo su Gazzette dello Sport. Il calcio italiano cambia dopo il nuovo fallimento, questo è il titolo che troviamo sul quotidiano con
sulla rosea, lo scossone, eccolo il titolo, il governo spinge per la svolta, il presidente è pronto a lasciare in questo momento non stiamo già oggi, vedendo in questo momento non stiamo vedendo non stiamo vedendo la pagina della pagina, vediamo un Gazzetta po'. dello Sport, evidentemente c'è un problema di carattere tecnico, però se la Gazzetta dello Sport dice che il calcio italiano va verso il cambiamento, dobbiamo dire che la Gazzetta... Dobbiamo dire che in effetti ci sta che sia così, no? Alla fine dei conti, anche perché vediamo se adesso riusciamo a ritornare sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. Lo scossone, appunto, se titola in questo modo ci sarà un motivo, e l'idea è appunto quella che dovrebbe lasciare Gravina e dovrebbe lasciare anche Gattuso. I nomi per il futuro, il CT del rilancio testa a testa fra Mancini e Conte, mentre per quanto riguarda la presidenza i club di Serie A pensano a Malagò. Andiamo invece sul Corriere dello Sport, perché il titolo è un po' lo stesso che abbiamo visto sulla Gazzetta ieri, tutti a casa, e poi rifondazione dopo l'ultimo disastro, falliti 3 mondiali di fila, Gravina e Gattuso sono i saluti, l'Italia vota Allegri. Questo è il sentore popolare, diciamo, che troviamo per quanto riguarda il nuovo allenatore della nazionale. Rispunta forte Mancini, FIGC Abete come reggente potrebbe essere un'idea. Intanto ritornerà il campionato nel fine settimana con il blocco Inter di questa nazionale che è certamente in difficoltà e che con la Roma deve giocarsi tanto per quanto riguarda la lotta allo scudetto. Grazie Marco, vedo le immagini che arrivano da Torino, siamo proprio sul Sicilia Express. Grazie per questo contributo che ci arriva, grazie a Giovanni Sant'Angelo che ci sta offrendo per l'appunto il Sicilia Express sul binario 12 della stazione Porta Nuova di Torino. Ci dobbiamo fermare qui per stamattina, ancora grazie a Marco Carli, grazie a tutti voi che siete stati con noi, grazie in regia a Gaetano Marano, grazie a Graziano Picone, grazie a Fino La Leggia, grazie a Ottavio Longo. Noi ci ritroviamo domani mattina puntuali come sempre alle 8, una buona giornata.